come la mettiamo rispetto all'eredità dell'artigiano che è morto a causa di un infarto e che va ai due nomadi che hanno cercato appunto di rapinarlo? La vicenda insomma è abbastanza, ne abbiamo parlato, no? Ne hanno parlato anche molti giornali. Questo signore era stato rapinato, perlomeno c'era stato un tentativo di rapina, aveva ferito i due nomadi. Il processo è concluso col fatto che il signore, la vittima, doveva pagare queste persone, questo signore è morto e adesso l'eredità di questo signore va ai due nomadi che hanno cercato di rapinarlo. Ma non è una cosa fuori di testa, dice questo ascoltatore? È una roba per noi comuni mortali inconcepibile, ma inconcepibile non tanto l'aspetto, l'epilogo purtroppo di dire i nomadi avranno l'eredità o quota parte dell'eredità fino a concorrere la cifra. È inconcepibile che uno che si difende in casa propria non possa farlo e venga addirittura condannato per il ferimento poi, no? Perché poi ricordiamo Hermes Mattielli, povero, peraltro oggi alle 14 o 14.30 da Siro si celebra anche il funerale, invalido, senza una gamba, raccoglitore, mi sembra di aver capito, di ferro vecchio, di materiali metalli di recupero, viene per la stessa volta derubato e quella sera con una pistola, sempre se non ricordo male perché la pistola o fucile, penso fosse pistola, spara 13 colpi da quel che riportavano le cronache e ferisce i due malviventi, i due ladri. Lui è stato condannato a qualcosa come 4 o 5 anni di reclusione e a 124.000 euro di multa. È straordinario pensare che siamo in un paese nel quale i delinquenti vengono protetti e purtroppo i cittadini onesti vengono perseguiti.